Buongiorno, addominali con la mascherina? Addominali con la mascherina, anche sì, diciamo durante l'attività è possibile toglierla, poi l'importante è metterla quando ci spostiamo all'interno della palestra. E sembra messa proprio quasi a mo' di peso la mascherina sull'addome, un peso necessario anche in palestra nel primo giorno di riapertura dopo oltre 2 mesi di fermo causa contagio. Qui le possibilità di contatto sono tra le più alte e per questo i protocolli sono ancora più stringenti e a seconda di spazi e macchine ogni palestra ha cercato le soluzioni più opportune. La sanificazione, come anche il distanziamento sociale, sono due diktat molto severi imposti dal governo e di conseguenza anche la disposizione delle varie macchine è stata proprio calibrata e misurata al centimetro per rispettare il distanziamento sociale. Qualora questo non fosse stato possibile, come nel caso di alcune che noi chiamiamo isole di macchine isotoniche, abbiamo messo appositi separé tra una macchina e l'altra proprio per garantire al cliente di essere sicuro. Ecco. Regole che impongono, come si vede, ai preparatori di abbinare ai consigli panno e bottiglietta di igienizzante. Quindi ogni volta che uno adopera una macchina poi alla fine deve essere sanificata. Assolutamente, non solo, ogni macchina, ogni singolo attrezzo, inteso proprio come tappetino, come manubrio, come elastico, come qualsiasi cosa, ma anche magari quei contenitori tipo cassette di sicurezza, armadietti eccetera che la gente normalmente utilizza per riporre i propri oggetti. Regole precise su scarpe, spogliatoi e docce e soprattutto attrezzi che hanno portato ad un deciso ridimensionamento delle presenze. In una sala di 400 metri quadri come questa noi abbiamo messo un limite di massimo 20 persone. Anche qui, come per tutte le altre imprese, la vera sfida è non essere schiacciati dalle spese. E come davanti ad un bilanciere l'imperativo è sempre lo stesso. Bisogna stringere i denti e cercare di far ripartire la macchina il meglio possibile. Ecco.